Restituire la vita a vecchi macchinari, architetture ormai dismesse, voci e memorie del passato con un progetto di riqualificazione in rinascita. Succede a Narcao, nel Sulcis. Qui il vecchio sito minerario di Rosas, dove per oltre un secolo i minatori hanno estratto piombo, ferro, zinco e argento, si è trasformato in un luogo turistico e ricettivo che richiama visitatori da tutto il mondo. La miniera di Rosas ha un'antica storia alle spalle. Intanto il sito era già noto fin dal 1838, però la concessione ufficiale venne data nel 1851 con una concessione del re Vittorio Emanuele II controfirmato Camillo Benso di Cavour. Fu la terza miniera riconosciuta ufficialmente in Sardegna dopo Montevecchio e Monteponi. Da questo momento il sito venne sfruttato in maniera industriale e vi nacque pure un villaggio che arrivò a ospitare fino a 750 persone. La nostra miniera è ricca di minerali metallici, cioè quei minerali da cui si possono ricavare i metalli come il rame, il ferro, lo stagno, il piombo e lo zinco. Il minatore si occupava dell'avanzamento delle gallerie e dello sfruttamento dei banchi di minerali. Su, seguitemi, indossate il vostro caschetto di sicurezza e... via, si parte! I minatori della zona vivevano qui, con le loro famiglie, e accanto alle case e alle officine nacquero lo spaccio, la scuola, l'ufficio postale e una farmacia che fungeva anche da ambulatorio e pure un servizio ostetrico. Piano piano ci si organizzò, molte società intrapresero la via dello sfruttamento dei giacimenti e con alterne fortune andò avanti così per tanto tempo. Vennero realizzate molte abitazioni per gli operai e vengono creati anche tanti altri spazi, tanto che diventò un vero villaggio dove andavano ad abitarvi ben 750 persone. Quindi era un sito molto importante e anche una frazione del comune di Narcao. Qui la vita era una vita sociale come in tanti altri villaggi. Erano stati creati servizi, la scuola, l'infermeria che gli
gli operai chiamavano ospedaletto. Qui funzionavano regolarmente le poste, anche perché le spedizioni erano abbastanza numerose per quanto riguarda i minerali, eccetera, perché venivano portati anticamente con dei vagoni ferroviari e poi successivamente su trasporto gommato al mare di Sant'Antioco per essere destinato ad altre regioni e altre nazioni. Tutti vivevano abbastanza bene perché l'estrazione del minerale dava i suoi frutti. Quindi con alterne vicende si andò avanti per tanto tempo finché la crisi delle miniere, per decisione dello Stato che cambiò la sua filosofia in ordine alle miniere, venne deciso la chiusura nel 1980. Le miniere non chiusero per il fatto che era mancato il minerale. Il minerale era ancora presente. Aveva semplicemente disatteso quello che era il piano dello Stato di continuare a investire sulle miniere. Quindi abbandono dell'attività mineraria per creare nuove iniziative industriali nel territorio. Strategicamente allo Stato interessava di più avere nuove iniziative industriali sempre sovvenzionate da loro. Le iniziative industriali hanno fallito totalmente e siamo rimasti così il territorio privo di ogni sostegno economico. La storia recente di Rosas invece ha inizio con la chiusura della miniera nel 1980. Gli operai erano già all'opera per smantellare strutture e macchinari quando un intervento del sindaco Gianfranco Tunis scongiurò la distruzione del sito. Da allora questo angolo del Sulcis trovò una nuova destinazione. Acquistato dal comune a un prezzo simbolico, venne bonificato, riqualificato e rivestito di una nuova funzione, quella turistico-culturale. Volevano cancellare quella che era l'immagine mineraria del nostro territorio. Mi sono opposto a questo, sono riuscito ad avere il vincolo apposto da parte del Ministero dell'Industria. Non c'era più nulla, avevano devastato tutto, rubato tutto, anche i sanitari e le coperture delle case, non c'era più nulla, tutto in uno stato di abbandono. Quindi si imponeva una ricostruzione che però partisse dal basso, quindi ricostruire non completamente, però dare un nuovo assetto alle case e ai fabbricati che avevano costituito la storia di questo sito minerario. Un caso esemplare di riqualificazione in chiave culturale di uno spazio, la miniera e il suo villaggio, potenzialmente destinato al degrado e all'abbandono, che ha conquistato una nuova vita grazie alla lungimiranza di un sindaco e all'impegno di una comunità intera. Io ho fatto 30 anni il sindaco e in 30 anni ho avuto quindi dal punto di vista amministrativo la possibilità di continuare in questo disegno. Il mio orgoglio è quello di esserci riuscito e oggi, grazie a chi ha avuto la fiducia, a chi ha voluto investire nel sistema minerario, oggi abbiamo un museo che ci invidiano in tanti, abbiamo ricostruito dal punto di vista architettonico molti fabbricati, ma soprattutto oggi che non creiamo più produzione, non abbiamo più una produzione di minerali, però stiamo producendo cultura, perché attorno a questi beni, che sono dei beni in cui oggi ci lavorano una trentina di giovani, questo per noi è il risultato più apprezzabile. L'Ecomuseo Miniere di Rosas,
gestito dall'Associazione Miniere Rosas, di cui l'ex sindaco Tunis è presidente, dà lavoro a una trentina di persone tra impiegati, guide turistiche, addetti alla manutenzione e gestori di bar, pizzeria e albergo, sorti al posto degli alloggi dei lavoratori. Il percorso turistico è aperto tutti i giorni e permette la visita al Museo Mineralogico e Storico, la visita alla Galleria di Santa Barbara, che conserva le tracce e gli strumenti del lavoro dei minatori, la grande sala macchine con i macchinari ancora funzionanti per la flottazione dei minerali e uno spazio con mostre temporanee sulla miniera. Qui si vive davvero perché c'è lavoro, perché c'è attenzione, c'è pulizia e soprattutto attorno al museo abbiamo creato dei servizi che vengono incontro a quelle che sono le esigenze oggi dei visitatori. Chi viene a Rosas, oltre a visitare il museo, può anche bere tranquillamente un caffè o pranzare in ristorante e magari cenare in pizzeria. Oggi Rosas è un grande e suggestivo museo a cielo aperto, immerso nel verde, non più luogo di fatica e sudore, ma gioiello di architettura industriale e prezioso archivio della memoria del territorio sulcitano.